Abbiamo l'area, è nostra a tutti gli effetti, firma dell'atto notarile, che significa che da questo momento siamo legittimati a investire, a progettare, a dare incarichi, a istruire la gara, il bando di gara e quindi bandire la gara per realizzare il nuovo ospedale policlinico universitario di Padova. Una giornata storica, una giornata di festa, per usare le parole del presidente Zaia, che non ha nascosto la sua emozione per una firma, quella del rogito notarile che sancisce il passaggio dei terreni di Padova Est dal comune all'azienda ospedaliera, che dà il via libera alla realizzazione del nuovo ospedale di Padova. Rispondiamo con i fatti, ha aggiunto Zaia, a chi solo un anno e mezzo fa ci diceva che non ci saremmo mai riusciti. Una rapidità che si vuole conservare anche per la costruzione della nuova struttura. Utilizzeremo la visione della gestione commissariale, bisogna tirare, far veloci, come abbiamo fatto con questo atto notarile che era complicatissimo, ma l'abbiamo realizzato entro i tempi che avevamo prestabilito. Direi che è fondamentale puntare alle economie di scala e velocizzare le procedure. Se abbiamo il comune, e non ho motivo di pensare altrimenti, a nostro fianco sulle varianti urbanistiche possiamo correre molto velocemente. L'area dove sorgerà il nuovo ospedale è di circa una quarantina di ettari interamente dedicabili alle nuove edificazioni. Oltre alla nuova struttura sarà anche mantenuto e ammodernato l'ospedale presente in centro. È un momento che i padovani attendevano da tempo, una richiesta alla quale avevamo dato puntualmente voce attraverso i nostri microfoni di una struttura più facilmente raggiungibile e funzionale. Dietro la partita dell'ospedale di Padova c'è l'interesse della comunità e di essere curata bene. Siamo i primi per la sanità, non potevamo perdere questo primato. Stiamo realizzando un policlinico universitario di standing internazionale che fra l'altro ha come punto d'appoggio l'Università di Padova, la cui facoltà di medicina è nota a livello mondiale. E quindi è un intervento culturale di promozione della sanità e della ricerca a livello internazionale.